Buongiorno e ben ritrovati con il nostro Focus TG, il nostro appuntamento di pranzo, come sempre puntualissimi, ormai non ci stupiamo più perché sappiamo quanto siamo puntuali, l'abbiamo confermato anche oggi, 12 in punto, ci vediamo sempre a quest'ora tutti i giorni e rimaniamo oggi con voi come quasi sempre fino alle 13:30. Ieri abbiamo avuto l'intervento del Presidente Zaia, poi faremo un po' il riassunto di quello che ha detto, insomma numeri purtroppo della pandemia in crescita notevole anche in Veneto oltre che in altre regioni, faremo un po' questo punto della situazione e il futuro insomma è un futuro ancora con numeri sotto controllo per quanto riguarda gli accessi e i ricoveri in ospedale, però sono numeri davvero molto alti per quanto riguarda più in generale i contagi e la pandemia, e quindi anche a livello nazionale, lo sapete, si sta discutendo un po' di eventuali altri provvedimenti. Insomma, guardiamo il nostro nord-est, guardiamo comunque che è al fatto che è una situazione delicata, soprattutto le prossime settimane saranno delicate. Avremo fino alle 13:30 numerosi collegamenti con i nostri colleghi delle altre redazioni, insomma ci sposteremo nelle città del nord-est, andremo a vedere quali sono le notizie principali attorno a noi e fuori dallo studio. Una giornata nella quale piove un po' ovunque, in Veneto, più o meno insomma in tutte le province, chissà se più a nord nel Bellunese ci sarà anche qualcosa di più della pioggia, poi non credo perché le temperature sono alte, poi però lo chiederemo direttamente a Tiziana Bolognani, visto che ci collegheremo con lei a Belluno. Dicevo del boom di contagi, poi vi mostro la tabella che è arrivata da Azienda Zero, quindi dalla Regione Veneto. Diciamo però che in 24 ore si sono registrati 1278 nuovi casi, sono veramente tanti, con una crescita anche dei positivi attuali, degli ospedali e anche delle terapie intensive, anche se in terapia intensiva c'è una sola persona in più nelle ultime 24 ore, quindi la conferma, come vi dicevo, insomma, che i numeri sono, almeno in ospedale, abbastanza sotto controllo. Intanto a Treviso cosa è successo? È successo che a Treviso è stato radiato dall'ordine dei medici, dopo insomma una lunga querelle anche giudiziaria, è arrivata alla fine appunto la radiazione per il medico Riccardo Zumski per le sue posizioni sui vaccini anti-Covid. Non dimentichiamo che è anche sindaco del suo comune. Facciamo un po' il punto della situazione con il servizio di Lucio Zanato. Riccardo Szumski è radiato dall'Ordine dei Medici. La decisione è stata presa dal Consiglio dell'Ordine dopo aver visionato il fascicolo con le sue posizioni sui vaccini anti-Covid. Szumski, 69 anni, medico di famiglia e sindaco di Santa Lucia di Piave, è diventato, con i suoi percorsi alternativi alla cura del virus, paladino dei Novax. Una scelta medica che ha intrapreso sin dall'inizio della pandemia e che nel tempo ha attratto un vero e proprio esercito di persone che non vogliono vaccinarsi. Più volte segnalato per questo anche da parte dell'Ustrevigiana, come peraltro per la scelta motivata con problemi di salute di non vaccinarsi nonostante l'obbligatorietà del personale sanitario di tutti i medici. Una radiazione che però non gli impedirà di continuare la professione nel suo laboratorio, previa ricorso alla Commissione Centrale del Ministero della Salute, con un iter che non dura meno di 2 anni, mentre Szumski potrà andare in pensione tra 6 mesi. Raggiunto al telefono, Szumski non ha commentato il provvedimento, riservandosi di leggere quanto prima la comunicazione che l'Ordine gli ha inviato via PEC. Un provvedimento che il medico sindaco di Santa Lucia di Piave in realtà si aspettava, come il possibile stop combinato dall'URSS per la mancata vaccinazione, che in questo caso però comporterebbe l'immediata sospensione della professione medica e il relativo taglio dello stipendio. Di certo questo provvedimento ha anche un risvolto politico, perché rafforzerà la sua posizione all'interno dei movimenti Novax, accentuando la distanza tra le loro motivazioni e il resto della società civile, considerando che il provvedimento di radiazione è la pena massima per un medico esercitante. Grazie a Lucio Zanato per questo punto della situazione, questo aggiornamento. Avete sentito anche i risvolti giudiziari per quello che riguarda la radiazione del medico trevigiano. Arriva anche una notizia sui trasporti. Allora,
magari tutti noi, insomma, percorrendo strade e autostrade un po' ci accorgiamo se il traffico aumenta, non aumenta, legato direttamente anche al ritorno diciamo alla normalità per quello che riguarda, se non altro, l'aspetto del commercio, e arriva anche una nota che è, diciamo, più precisa e quindi un po' più scientifica sulla rilevazione dei dati, e dice che il trasporto stradale di merci e passeggeri nel terzo trimestre è tornato ai livelli pre-Covid, quindi fino a settembre, diciamo, mentre il trasporto ferroviario, quello aereo per i passeggeri e il trasporto pubblico locale ancora non recuperano i flussi pre-lockdown. Questo è l'osservatorio sulle tendenze di mobilità, quindi livello normale pre-Covid per le merci e i passeggeri su strada, mentre trasporto pubblico locale, aerei e ferrovie rimaniamo ancora un po' indietro rispetto a, diciamo, al periodo pre-pandemia, ecco, tanto per fare una rilevazione. Abbiamo sentito, insomma, la vicenda del medico trevigiano Novax, che sono un po' protagonisti in queste settimane. Tra l'altro questa sera è stata annunciata una nuova manifestazione, un corteo, quindi in movimento a Padova, dove, insomma, cercheremo di capire poi con Valentina Visentin che cosa ci si aspetta davvero per questa sera. Nel frattempo sono state effettuate perquisizioni in tutta Italia per stroncare un gruppo di Novax, quindi, insomma, non tutti, un gruppo, che incitavano alla violenza. Ci sono 17 indagati, tra cui un 50enne padovano e un 30enne trevigiano, al quale è stato sequestrato un telefono cellulare, sul quale saranno poi svolte le indagini per verificare anche quale tipo di messaggi sono stati scambiati con altri elementi abbastanza radicali di questo movimento. Facciamo anche in questo caso un po' il punto della situazione con la redazione di Padova. Istigavano all'uso di armi, lanci di acido, usavano termini come impiccagioni, fucilazioni e gambizzazioni, reati da commettere contro le forze dell'ordine fino ad arrivare alle più alte cariche istituzionali come il Presidente del Consiglio Mario Draghi. 17 le persone indagate dalla Digos di Torino, che nelle chat Telegram del gruppo Basta Dittatura ha individuato il cuore dei violenti. Nelle perquisizioni scattate in tutta Italia sono finiti anche 2 veneti, un trevigiano e un padovano. Entrambi sono indagati per istigazione a delinquere aggravata dall'uso di strumenti telematici attraverso i quali incitavano alla violenza e al non rispetto delle regole. La chat Basta Dittatura è uno degli spazi web e social di riferimento per la galassia Novax e dei negazionisti del Covid. Molte le adesioni a questa chat anche in Veneto. Per la gravità dei contenuti è stata sottoposta a sequestro. La Polizia Postale di Torino vuole avviare le procedure anche per l'oscuramento di nuovi canali Telegram nati dopo la chiusura di Basta Dittatura, in cui si leggono minacce rivolte a magistrati e investigatori. Nel mirino di queste persone anche medici, scienziati, giornalisti, personaggi pubblici e cittadini che hanno scelto di vaccinarsi contro il Covid. Il padovano indagato non risulta avere precedenti, ma online si era avvicinato a posizioni Novax proponendo azioni contro il rispetto delle regole. Tra i 17 identificati anche persone che in passato avevano promosso blocchi autostradali e ferroviari e partecipato a disordini di piazza. A Palermo sequestrata una tanica di acido, mentre a Brescia e Cremona hanno trovato armi. Sul tema delle frange estreme dei Novax è intervenuto anche il vice capo della polizia, Vittorio Rizzi, a Padova per presentare il suo libro Investigare 4.0. Dobbiamo prestare molto attenzione a questo tipo di contestazione, perché soprattutto in altri paesi del mondo questo tipo di contestazione ha poi assunto connotati e pieghe che meritano approfondimento. 12:08, siamo insieme da mezzogiorno, ci rimarremo, mi spiace per voi, fino alle 13:30, seguiteci, ma nel contempo potete continuare a fare quello che state facendo a casa, insomma ascoltateci, ogni tanto venite a vederci proprio in TV, anche perché fra poco cominceremo a uscire dalla redazione, andremo a collegarci con i nostri colleghi sparsi per il Veneto. C'è una operazione della Guardia Costiera che si è conclusa con 14 sequestri
silvestri, di cui 4,6, quindi 4 tonnellate e mezzo di pesce scaduto o senza documentazione, una denuncia e 21 sanzioni amministrative per un totale di 36.500 euro. È il bilancio dell'operazione della Guardia Costiera del Veneto per tutelare le risorse ittiche del territorio. 20 militari, 4 motovedette. All'interno di un'azienda per il deposito di prodotti alimentari nella provincia di Bolzano sono state scoperte 4 tonnellate di prodotti ittici di varie specie congelati e privi delle informazioni di tracciabilità che sono obbligatori naturalmente. Sequestro penale per 850 kg di pesce, e in un ristorante rodigino invece sono state accertate alcune irregolarità sul piano di autocontrollo. E infine ulteriori controlli nella zona di Treviso e del Garda, del lago di Garda. Ecco, quindi tutto per darvi un po' l'idea di quanto comunque proseguono queste operazioni. C'è sempre una guardia alta, ecco, direi tenuta dalle forze dell'ordine, in questo caso la Guardia Costiera del Veneto. Torniamo ai vaccini, vi dico che adesso siamo arrivati all'82,7% della popolazione vaccinabile del Veneto che ha ricevuto il richiamo del vaccino anti-Covid, quindi insomma in pratica la seconda dose, 82-83%. Per quanto riguarda invece le terze dosi, quindi i famosi richiami, booster, chiamateli come volete, dunque ieri sono state fatte 15.000 vaccinazioni in Veneto. Di queste 15.000 più della metà, perché 8.800, quindi quasi 9.000, erano terze dosi, sono 213.000 in totale, quindi ci sono 213.000 veneti, che sono il 4% dell'intera popolazione, che hanno avuto già la terza dose, che come sapete sarà aperta dal 1° dicembre anche a chi ha più di 40 anni, almeno queste sono le indicazioni al momento. 12 e 11 minuti, adesso ci fermiamo giusto per un attimo, prendiamo fiato, io prendo fiato e poi torniamo e andiamo subito a Belluno. e 15, siamo di nuovo insieme fino alle 13.30, abbiamo parlato di contagi, abbiamo parlato un po' di quello che sta accadendo a nord-est, un po' di notizie di cronaca. Come vi avevo promesso, adesso usciamo dallo studio, che insomma è sempre molto meglio che stare qui a parlare con il sottoscritto. Andiamo dai nostri colleghi che hanno certamente cose molto più interessanti da dire. In particolare andiamo da Tiziana Bolognani, quindi andiamo nel bellunese, adesso ci facciamo raccontare da lei direttamente come sta andando la giornata. Tiziana, buongiorno, prima domanda, sempre buongiorno. Un po' il tempo com'è? Ho questa fissazione ormai. No, il tempo è abbastanza grigio, piovigina, montagna già le cime sono ricoperte di neve, imbiancate, stamattina c'era molta nebbia. E purtroppo oggi non è una buona giornata dal punto di vista della cronaca. Stiamo rientrando in questo momento da Fonzaso, la zona industriale, artigianale, poi un paese attonito perché questa mattina è emersa in tutta la sua drammaticità una vicenda davvero brutta. Una donna di 63 anni ieri sera era uscita per fare la sua solita camminata dopo cena. Tiziana, scusa, io mostro intanto le immagini che ci hai spedito. Certo. Ecco, le immagini allora vi stanno facendo vedere esattamente il luogo dove questa donna è stata investita e uccisa, investita e scaraventata al di là della recinzione dell'area di un'azienda. E la donna non ha fatto rientro a casa, naturalmente già stanotte erano scattate le ricerche. La drammatica scoperta l'ha fatta uno dei dipendenti di questa azienda che si chiama Mauser e che questa mattina per l'appunto, mentre si apprestava ad entrare a varcare i cancelli, si è accorto della presenza del corpo sul prato, il corpo di questa donna ormai privo di vita. La donna è stata investita da un pirata della strada che non si è fermato evidentemente a soccorrerla.
e si spera, almeno gli inquirenti, i carabinieri sperano di poter risalire all'identità di questo investitore, perché in quella zona, nella zona industriale di Artenna e di Fonzaso, ci sono molte telecamere di videosorveglianza, ma ci sono anche molti locali. Qualcuno potrebbe aver visto qualcosa, o le stesse telecamere potrebbero avere ripreso il momento in cui questa povera donna è stata investita. Si chiamava Emilia Santurini, aveva 63 anni, viveva in centro a Fonzaso, lascia una figlia e un marito disperato che lavora all'estero in Canada e che è stato raggiunto dalla notizia che gli è stata data dai carabinieri e che naturalmente sta facendo rientro in Italia. Abbiamo incontrato e parlato con i cittadini di Fonzaso, alcuni davvero sotto shock, increduli, perché questa donna era chiaramente conosciuta. Fonzaso è una piccola comunità, è una donna conosciuta, si dava da fare nell'assistenza alle persone anziane. La sua casa proprio si trova di fronte all'istituto canossiano, l'istituto delle suore. Era una donna che si vedeva in giro, che si faceva ben volere, e come tutte le sere questa donna era uscita per andare a fare due passi lungo una ciclabile che dal centro di Fonzaso porta alla zona artigianale industriale di Fonzaso. Siamo, per intenderci, è una parallela che alla statale 50 del Grappa, che porta da una parte verso poi Bassano del Grappa, dall'altra parte invece verso il Primiero, quindi una zona peraltro anche molto illuminata, dove recentemente è stato rifatto l'asfalto, dove però le auto, e questa è una delle testimonianze che abbiamo raccolto proprio sul luogo dell'incidente, dove le macchine hanno una velocità esageratamente sostenuta, e ce ne siamo accorti anche questa mattina. Speriamo, per quel poco che può valere, Tiziana, che almeno venga individuato il responsabile. Ecco, questo ovviamente non riporterà la signora, ma insomma almeno. Esatto, ecco. Speriamo di sì. Poi ci sono altre notizie, siamo ancora sulla ACC. Nel pomeriggio c'è un convegno della CGIL. Questa mattina invece a Pieve di Cadore l'ULSS ha presentato degli macchinari per la telemedicina che garantisce un'assistenza sicuramente differente alle popolazioni di montagna, e poi sono stati consegnati anche i lavori dell'ex ospedale in centro a Belluno. Insomma, c'è moltissima carne al fuoco questa mattina qui, e questa sera ve lo racconteremo nel telegiornale. Vediamo se ci saranno anche novità sull'incidente che ci hai raccontato. Grazie mille, Tiziana. Grazie. Grazie buon a te. Lavoro, ciao, grazie, buon lavoro a tutta la redazione di Belluno. Rimaniamo un po' nella zona trevigiana, insomma, più che proprio Belluno, Conegliano, con lo sport. Cambiamo un po' argomento, parliamo di volley, perché insomma c'è una imbattibilità che dura da 73 partite per l'Imoco Volley Conegliano, insomma lo squadrone famosissimo del volley femminile. Vediamo un po'. Quanto vale il record delle Pantere imbattibili, basta dare un'occhiata alla data di inizio della striscia vincente targata Imoco. Un percorso netto iniziato il 15 dicembre 2019, quando l'incubo Covid non aveva ancora rivoluzionato le nostre vite. Da allora, per le ragazze di coach Santarelli, la parola sconfitta è stata cancellata dal vocabolario giallo-blu. Eguagliato il record italiano, ieri è toccato il record mondiale da Guinness dei primati. 73 vittorie consecutive, come le turche del Vathik Bank, che realizzarono la striscia tra il 2012 e il 2014. Ci dà ulteriore fiducia, vuol dire che stiamo facendo un cammino che sta durando tantissimo tempo, e lo stiamo facendo non sempre nel migliore dei modi, ma comunque ne usciamo un po'
con le ossa rotte, ma sempre con tanta fiducia. Sì, perché contro Cuneo non è certo una passeggiata. Le piemontesi danno del filo da torcere ai Gonu e compagnie, vincendo il primo set e allungando 2-1 nel terzo. Il record mondiale sembra sfumare, ma le pantere trovano gli aggiustamenti e non mollano di un centimetro. Pareggio e vittoria al quinto set. Vittoria numero 73. È primato mondiale in coabitazione. Adesso manca l'ultimo tassello. Domenica al Palaverde contro Trento si va a caccia del record assoluto, quei 74 successi consecutivi che nessuno ha mai raggiunto. Questa per noi potrebbe essere una giornata storica, vorrei che ci fossero tutti i tifosi, la squadra sta bene, stiamo recuperando tutti i pezzi, sarebbe bellissimo festeggiare qualcosa di importante tutti insieme. Complimenti a queste splendide ragazze sotto tutti i profili, specie sotto quello sportivo ovviamente, le ammiriamo davvero. E abbiamo detto del boom di contagi in Veneto, 1278 nuovi casi nelle ultime 24 ore, non è che vada poi così bene a livello proprio di numeri di nuovi contagi. Chiediamo conferma un po' anche di che aria tira a Padova a Valentina Visentin, che ringrazio, so che sei molto impegnata, ci regali questi 5 minuti che però sono preziosi per i nostri telespettatori, per fare un po' il punto della situazione e capire a Padova, come dicevo, che aria tira. Ciao Valentina. 5 minuti sotto la pioggia, quindi Ecco. dopo non commentare la mia pettinatura. Ecco, quindi ti ho sulla coscienza poi. Mi tocca offrirti il parrucchiere. Scherziamo perché, come dicevi appunto, purtroppo la situazione dei contagi non è tra le migliori. Il dato di oggi a livello regionale è uno dei peggiori. Padova si assesta sempre intorno ai 250 nuovi contagi in 24 ore, superati abbondantemente i 3.000 casi positivi nella provincia, e nonostante questo i cortei No Pass tornano in piazza questa sera. Era stato preannunciato già ieri, abbiamo la conferma che ci sarà questa sera alle 20 il corteo, quindi si torna a manifestare non in modo statico ma dinamico. Partiranno il gruppo Veneto No Green Pass, partirà da Piazza Garibaldi intorno alle 8 e toccherà alcune delle strade. Una potrebbe essere questa, Largo Europa, perché come ben sapete dopo il COS, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, di giovedì scorso sono state interdette ai manifestanti le piazze del centro e le vie del centro, quindi è molto probabile che da Piazza Garibaldi i manifestanti poi prenderanno Largo Europa per il loro corteo. Manifestanti che si sono impegnati dopo le polemiche di sabato della manifestazione statica in Parco Europa, dove nessuno indossava la mascherina. Questa volta si sono impegnati e hanno promesso che metteranno la mascherina, che cercheranno di osservare un minimo di distanziamento, e il promotore del corteo di questa sera ha anche promesso, che è garantito, che ci saranno tra di loro alcune persone proprio adibite al controllo della mascherina e del distanziamento. Manifestazione che comunque sarà presidiata e controllata dalle forze dell'ordine, imponente dispositivo, lo stesso che viene messo ormai in campo da luglio ogni sabato, e quindi questa sera tornano in corteo sperando appunto che vengano effettivamente rispettate queste regole, la regola della mascherina, visto che la situazione sanitaria sta peggiorando in queste settimane. Lo vediamo dal numero di contagi, ma anche dall'aumento del numero dei ricoveri nei reparti di malattie infettive e nelle terapie intensive di Padova. Senti, ma si era detto però che non si potevano più fare cortei in movimento, cioè manifestazioni in movimento. Come mai possono invece? In realtà, allora, per spiegare bene quanto è stato deciso dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblico, le manifestazioni possono essere fatte ma non devono toccare le piazze del centro e le vie del centro. Il questore si riserverà di volta in volta di stabilire, di vagliare insomma i possibili cortei, per cui questa volta si è ritenuto che il corteo, essendo fatto di martedì sera, in un orario in cui non c'è molto movimento nel centro di Padova e non toccando appunto le piazze del centro, quindi il corteo può essere fatto. Sabato la situazione era diversa, sabato pomeriggio le piazze del centro, ma la stessa città è ovviamente più popolata di persone, ma anche di turisti, di
gente che vuole andare a fare shopping, e quindi si è ritenuto che in questo caso i cortei siano un po' da evitare. Infatti sabato scorso il questore non ha autorizzato il corteo di auto che inizialmente volevano fare i manifestanti, quindi il COP ha stabilito che le manifestazioni sia statiche che dinamiche possono essere fatte nelle piazze del centro e nelle vie del centro, ma possono essere fatte in altri luoghi più delocalizzati. E poi il questore di volta in volta si riserva sull'autorizzazione di percorsi che i manifestanti propongono quando preannunciano o preavvisano la manifestazione. Poi c'è l'ordinanza, quella nazionale e del sindaco di Padova, che prevede l'uso della mascherina e il distanziamento in caso di assembramenti. Sei stata chiarissima, grazie. Era proprio, credo, un chiarimento che sia utile a tutti, perché penso tutti si siamo fatti un po' la stessa domanda, e quindi sei stata molto preziosa da questo punto di vista. Altro da dirci, se no ci salutiamo, so che sei anche di corsa. Per il momento siamo... per il momento la cronaca la racconteremo nei TG di questa sera, certo. La stiamo raccogliendo. Va bene, grazie. Ci liquidi così, giustamente. Sei di corsa e allora... anche c'è una situazione esatto, meteorologica. Il parrucchiere ti aspetta. No, va benissimo così, sei perfetta ugualmente. Grazie Valentina. Grazie, buona giornata. Ciao, buona giornata a te, buon lavoro alla redazione di Padova. Credo ci sia proprio un incontro adesso al quale sarà presente anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ecco perché Valentina insomma si affretta per avere, immagino, anche dichiarazioni dal primo cittadino. Direi che possiamo fermarci per un attimo, senza dubbio, sì, pochi minuti, poi torniamo ancora a servizi, dobbiamo ancora andare a Treviso, a Vicenza, insomma dobbiamo spostarci, andare a Venezia, quindi rimanete con noi fino alle 13:30. 12:32, oggi è martedì 16 novembre, ve lo ricordo comunque perché tante volte ci si dimentica, non il giorno ma forse proprio la data, ecco, quindi il numero sul calendario, oggi è il 16 come dicevo di novembre, siamo insieme da mezzogiorno, stiamo insieme fino alle 13:30, siamo stati a Belluno con Tiziana Bolognani, a Padova, brutto tempo tra l'altro in entrambe le città, in entrambe le località del nostro nord-est, tra poco andremo a Treviso per un'operazione dei Carabinieri. Prima però vi ricordo qualche notizia, anzi questa è nuova, non ve l'avevo ancora data, si parla molto di Green Pass in questi giorni, della validità del Green Pass, attualmente di 12 mesi, ma insomma ci sono delle ipotesi per accorciarlo, l'avete sicuramente sentito, però arriva la dichiarazione del ministro Gelmini, Maria Stella Gelmini, che è il ministro per gli affari regionali, che dice al momento la validità del Green Pass resta di 12 mesi, anche se il governo sta monitorando con attenzione l'andamento dei contagi. I mesi invernali sono molto difficili, favorevoli alla diffusione del virus perché passiamo molto più tempo al chiuso, e valuteremo sulla base dell'andamento dei contagi allora questa possibile scelta di tagliare, accorciare la durata del Green Pass. Stiamo correndo con la terza dose, dal 1° dicembre il via agli over 40, per i bimbi attendiamo il responso dell'EMA che arriverà a fine mese, mi pare il 29 di novembre, per i bimbi più piccoli, per sapere sia per quello che riguarda le vaccinazioni, ma anche immagino se verrà aperta alla terza dose anche la fascia di età fino ai 40 anni. Ecco, la cosa che dice il Ministro è che non ci saranno problemi di quantitativi di vaccini, quindi il numero di vaccini è sufficiente. Brutto tempo che non accenna ad attenuarsi, un maltempo che continuerà almeno fino a giovedì, anche se mi sembra che siano colpite più regioni centrali e poi quelle adriatiche, ma Romagna, Molise, insomma non il Veneto, Sardegna, Toscana, Emilia, Lombardia, Liguria e Piemonte per i prossimi 2 o 3 giorni avranno ancora piogge davvero molto forti e insomma quindi rinviato almeno a venerdì un possibile sole. In aumento i contagi anche fra i bambini, l'abbiamo sentito, malattie respiratorie che insomma stanno crescendo di numero. Siamo andati un po' a fare il punto della situazione nel reparto di pediatria di Bassano con il direttore. Sentiamo.
Oggi abbiamo avuto un trasferimento presso un reparto di rianimazione di una bimba di poco più di un mese che è entrata un paio di giorni fa con una bronchiolite e che è peggiorata nell'arco di 24-48 ore al punto che in questo momento necessita di una terapia intensiva. Sono in aumento i casi di bronchiolite fra i più piccoli, sia all'ospedale San Bassiano e sia al Sant'Orso, con una media di 30-40 accessi giornalieri al pronto soccorso. Alcuni possono essere curati a domicilio, ma molti altri devono essere ricoverati. Questi bambini sono per la maggior parte dei casi positivi al VRS, il virus respiratorio syncytiale, che è un virus che colpisce le vie respiratorie, che può essere particolarmente grave nei bambini piccoli, soprattutto sotto i 3 mesi di vita. La cosa che ci preoccupa è che sono molti casi in contemporanea e sembrano essere anche un po' più gravi rispetto ai casi degli anni precedenti. È da un mese che le pediatrie del territorio bassanese sono sotto pressione, rischiando così la saturazione dei posti letto. Attualmente non stiamo più attuando quelle misure di restrizione, vedi lockdown, anche l'utilizzo della mascherina, le scuole ovviamente riaperte, favoriscono la circolazione di tutta una serie di virus, sia influenzali che parainfluenzali, come in questo periodo. Tra l'altro stiamo anche notando come un anticipo anche delle sindrome febbrili. Sono stati inoltre registrati 3 casi di MISC negli ultimi 6 mesi. Si tratta di una malattia post-infiammatoria che si verifica dopo 40 giorni da un'infezione da Covid. È talmente inapparente ma può causare brutti effetti collaterali sul corpo di un bambino a lungo andare. La raccomandazione maggiore è quella di vaccinarsi. Il vaccino protegge dalle forme gravi sia di Covid sia di post-Covid. Protegge dalle forme gravi, dice la dottoressa Ghiro, quindi il vaccino rimane un'arma fondamentale per tutti quelli che possono ovviamente farne ricorso, insomma, quindi è un invito anche per affrontare la stagione invernale con un po' più di tranquillità, insomma, tranquilli del tutto non si può stare, però avete sentito, protegge dalle forme più gravi, e questo è già davvero molto importante, anche perché i numeri, ve li mostro adesso un po' più nel dettaglio, sono numeri in rialzo. Questo è il report dell'azienda Zero, l'azienda sanitaria del Veneto in pratica, ed è il report fino a questa mattina alle ore 8 e si riferisce al periodo di tempo tra le 8 di ieri mattina e le 8 di questa mattina. 1278 nuovi casi positivi, per un totale di quasi 17.000 persone attualmente positive, un numero davvero altissimo, eravamo arrivati a 8.000, quindi metà solo un paio di mesi fa. Per quanto riguarda i ricoveri, noi guardiamo sempre la colonna di ricoveri di terapia intensiva e di reparti ordinari, sono 4 persone in più nei reparti ordinari e un ricovero in più in terapia intensiva con 4 persone che hanno perso la vita, quindi numeri, come dicevamo prima, insomma, che inducono all'attenzione. Ecco. Adesso ci spostiamo a Trieste, insomma, ogni tanto grazie ai colleghi di Tele4 andiamo a Trieste perché c'è da monitorare una regione nella quale i numeri sono in crescita. Secondo le autorità una parte della responsabilità anche va attribuita alle manifestazioni No Vax, No Green Pass che ci sono state nelle settimane scorse. Insomma, molto deciso nelle parole è il governatore Fedriga, che dice non possono essere i vaccinati a pagare il prezzo di nuove chiusure. Siamo vicini alla zona gialla, addirittura col pericolo di andare in arancione, che comunque è qualcosa che ha detto anche il governatore Zaia relativo al Veneto ieri. Comunque sentiamo Federica e le prospettive per il Friuli Venezia Giulia. Chi ha seguito le regole, ha difeso se stesso e gli altri, ha partecipato alla campagna vaccinale non può pagare il prezzo, per chi invece porta in giro fake news, non vuole partecipare alla campagna vaccinale, racconta fandonie sul vaccino. Richiamano il lockdown per non vaccinati attuato in Austria, le parole del presidente della regione Fedriga. Il Friuli Venezia Giulia vede contagi in crescita e un più che probabile ingresso a breve in zona gialla, con un numero dei ricoveri anche in area medica molto vicino al 15%. La conferma dovrebbe arrivare dai dati settimanali che saranno diffusi giovedì, ma a preoccupare il governatore non sono tanto le poche restrizioni previste in questa fascia, quanto un possibile repentino peggioramento della situazione. Siamo a un passo dalla zona gialla. Questo è dato dal numero di ricoveri anche in area medica, che ormai è molto vicino al 15%.
e quindi, come avevo detto, prevediamo che il Friuli Venezia Giulia andrà in zona gialla. Fortunatamente sono misure ancora contenute, cioè prevede la mascherina all'aperto e massimo 4 al tavolo nei ristoranti, nulla di drammatico. È chiaro che invece il passaggio della zona arancione sarebbe drammatico per l'economia, cosa che non possiamo e non dobbiamo permettere. Quindi è chiaro che l'invito che continuo a fare a tutti è quello di fare il vaccino chi non l'ha fatto, di fare la terza dose chi può farlo, ovvero sono passati 6 mesi, perché non potremo far pagare il prezzo di chiusure ai vaccinati, questo sia chiaro. E sull'ennesima manifestazione No Green Pass svoltasi ieri a Trieste senza particolari incidenti, Fedriga però sottolinea. Sempre però non sono mantenute le distanze, in molti non hanno messo la mascherina, c'è questo negazionismo folle, rischia di fare dei danni enormi e poi devo dire i messaggi che sono stati lanciati in quella piazza sono messaggi che rischiano di fare dei danni enormi alla popolazione quando ha dei dubbi o può suscitare paura rispetto a una campagna vaccinale che invece non deve suscitare paura. Addirittura ho sentito qualcuno che ha raccontato che il vaccino serve per farci controllare dagli UFO. Cioè, insomma, se qualcuno non capisce che siamo in mezzo a un delirio della follia e non invece e quindi si allontana da queste persone, io penso che più di così cosa ci vuole. Insomma, si capisce palesemente che siamo di fronte a soggetti che farneticano, non raccontano verità alternative. 12:41 abbiamo sentito le parole dure di Massimiliano Fedriga, il presidente del Friuli Venezia Giulia. Una notizia di cronaca arriva da Venezia, dove 15 dipendenti dello stabilimento Fincantieri a Porto Marghera risultano coinvolti in un'inchiesta della Procura della Repubblica di Venezia sul presunto sfruttamento della manodopera straniera attraverso società in subappalto all'interno dei cantieri. Poi ovviamente ci saranno ulteriori sviluppi. A proposito di Venezia, c'è stato uno sciopero del trasporto pubblico, della CTV, 3 ore di sciopero con presidio davanti alla sede del Tronchetto, poi il servizio di trasporto pubblico veneziano è ripreso in autogestione, i lavoratori avevano chiesto un incontro con l'azienda che a quanto pare non c'è stato. Sentiamo un po' com'è andata. Se non veniamo accolti il malcontento si trasformerà in qualcos'altro, quindi può succedere qualsiasi cosa. Doveva essere uno sciopero di 3 ore, dalle 12 alle 15, l'ennesimo in un calvario del trasporto pubblico veneziano che si trascina da mesi. Ma quando ai dipendenti di AVM Vela CTV in presidio al Tronchetto è stato detto che nessuno di loro sarebbe potuto salire negli uffici al piano di sopra per un confronto con la dirigenza, la tensione ha toccato il massimo. Coi poliziotti in divisa antisommossa a presidiare l'ingresso, i lavoratori sono rientrati ai depositi autogestendo il servizio davanti a quella che hanno definito l'arroganza di un'amministrazione che non si è nemmeno degnata di incontrarli. Siamo stanchi di essere trattati così e che prendano tutte queste decisioni unilaterali. Claudia lavora in biglietteria e fa parte della segreteria della Will Trasporti. Accanto a lei un pensionato di Chirignago, utente abituale delle linee 6 e 7, è venuto a manifestare la sua solidarietà. Gli autisti vengano aggrediti dall'utenza che è disperata. In questi mesi il post-pandemia della CTV è stato scandito da dibattiti e polemiche, con corse ridotte, file agli imbarcaderi, utenti che aggrediscono il personale, peraltro alleggerito di 100-150 euro al mese in meno in busta paga, vaporetti e autobus stracolmi, manifestazioni e scioperi a ripetizione. Eppure, secondo i sindacati, la situazione non sarebbe così economicamente drammatica. Le risorse che sono state inserite a livello nazionale per il trasporto pubblico locale a sostegno legate alla pandemia sono importanti, stiamo parlando di 2 miliardi 740 milioni che in quota parte sono già arrivati o arriveranno nella prova che il 2020 a CTV chiude il bilancio addirittura con un leggero attivo di bilancio. I cittadini devono capire che questa amministrazione comunale sta pensando non solo a ridimensionare l'azienda, che significa un'azienda più piccola, meno autobus, meno vaporetti, meno possibilità di trasporto, di mobilità. Tema importante anche perché coinvolge turisti, cittadini veneziani, insomma quello del trasporto pubblico, in particolare a Venezia per la sua particolarità. Direi che insomma è un tema sul quale dobbiamo veramente rimanere attenti anche noi, insomma informandovi con tempestività su quello che accade. Ci fermiamo per un attimo, sono le 12:45, poi andiamo a Treviso, dobbiamo andare ancora a Venezia nuovamente, poi notizie che arrivano un po' da tutto il nostro nord-est. Ci vediamo tra pochissimo. (12:50), un po' di notizie sparse legate
al lavoro. Intanto mercato del lavoro nel mese di ottobre che conferma la tendenza positiva con un volume di assunzioni superiore a quello del 2019, 51.000 rispetto a 47.000 e un saldo che insomma a quanto pare è incoraggiante e un po' legato anche al contesto economico nazionale. Questo dice Veneto Lavoro, che è insomma l'agenzia della regione. Allora, questo per quanto riguarda i numeri del lavoro. Poi ci sono delle notizie di cronaca invece, una ve l'avevo già data, 15 dipendenti dello stabilimento di Porto Marghera, Fincantieri, che risultano coinvolti nell'inchiesta della Procura della Repubblica sul presunto sfruttamento della manodopera straniera. E ancora invece per quello che riguarda lavoro nero, quindi un'altra cosa, i carabinieri di Castelfranco Veneto hanno individuato in un'azienda di confezionamento di materiale tessile di Altivole una trentina di addetti occupati con gravi violazioni delle normative sul lavoro, in particolare per quello che riguarda la materia previdenziale, un'attività che è stata immediatamente sospesa ed è intestata a un cittadino cinese nei confronti del quale sono scattate sanzioni e denunce. Per fare un po' il riassunto di questa vicenda che appunto è stata scoperta a Castelfranco, c'è proprio il comandante dei Carabinieri, il maggiore Enrico Zampolli, che sentiamo insieme, che ci fa un po' il quadro di quello che è accaduto. Comandante, un record di lavoratori neri in nero nella stessa azienda. L'attività è partita dalla segnalazione di vari cittadini di Altivole che avevano segnalato in quel comune, nella zona industriale, un copioso andirivieni di cittadini cinesi all'interno di un immobile della zona industriale stessa. L'attività, svolta dai carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Treviso, ha permesso di accertare all'interno di un'azienda di produzione tessile, il cui titolare si identifica in un cittadino cinese 39enne della zona, la presenza di 28 lavoratori non in regola con le norme di assunzione su un complessivo di 33. Si tratta effettivamente del numero più alto di lavoratori in nero accertati in provincia di Treviso all'interno di un unico contesto ispettivo. Ecco, sanzioni pari a quanto? Tra le varie sanzioni, sia di carattere amministrativo che di natura penale, sono state elevate complessivamente sanzioni per un importo complessivo di 140.000 euro circa. Ecco, ora l'attività è stata chiusa e che cosa dovrà fare questo cittadino per riaprirla? Sicuramente dovrà appianare quello che è l'importo della sanzione elevata in materia di sospensione dell'attività e regolarizzare quelli che sono i corsi per i lavoratori che ogni datore di lavoro deve curare. Ecco, controlli come questi ovviamente continueranno. Soprattutto anche per quanto riguarda l'applicazione regolare della recente normativa anti-Covid vengono effettuati controlli dall'Arma Territoriale, sempre in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Treviso all'interno delle varie attività. Grazie. Ecco, ringraziamo Daniela Sizia che ha raccolto l'intervista, la nostra collega di Treviso, ma anche il maggiore Zampolli che ci ha un po' raccontato di questa operazione. Avete visto dietro sullo sfondo c'era l'immagine del calendario storico dell'Arma che insomma è stato presentato, e quindi sicuramente un altro argomento del quale parleremo anche nei nostri telegiornali. Insomma, da sempre il calendario dell'Arma ha un valore artistico e storico, oltre che insomma non è un semplice oggetto da collezione, ecco, mettiamola così. E quindi lavoro in varie sfaccettature, ne abbiamo parlato sia in positivo con i dati della Regione, sia purtroppo in negativo con queste operazioni delle forze dell'ordine. Avevo un'altra notizia da darvi, che ve la do più tardi. Adesso ci spostiamo a Bassano, in particolare ad Angarano, dove nel cimitero c'è stato un furto nel parcheggio, anzi scusate, non all'interno del cimitero. Però la cosa diciamo importante è che la vittima si è rivolta a noi di Rete Veneta per insomma denunciare un po' questa situazione. Manca un po' la sicurezza, soprattutto servirebbero più telecamere. Ecco, questa è un po' diciamo, la denuncia che abbiamo raccolto con Alex Giuliano. Allora, mercoledì 10
novembre scorso sono andata qui al cimitero di Angarano alle 12:30 perché aprono dalle 12 alle 17 il mercoledì, e per portare avevo un mazzo di fiori, avevo la forbice, delle cose, ho lasciato purtroppo la borsa sotto il sedile posteriore della mia macchina. Quando sono ritornata non l'ho più trovata. L'auto forzata in pochi minuti, il tutto in pieno giorno. Il danno per il furto avvenuto nel parcheggio del cimitero di Angarano è costato oltre 1.000 euro alla vittima, perché con le carte prepagate sono stati prelevati soldi in 4 sportelli bancomat. È stata una cosa, guardi, che non auguro a nessuno. E dopo ho saputo che un'altra signora, il giorno dopo di me, portava il cane a passeggio qua dietro al cimitero e gli hanno rotto il vetro, e anche a lei è successo la stessa cosa. E altre signore prima di me. Sì, che non ci sono telecamere, c'è un boschetto lì dietro tutto abbandonato con l'erba alta, una persona, e non so, se qualcuno può fare qualcosa veramente sarebbe una buona cosa. Quindi lei denuncia, signora, un problema di sicurezza all'esterno del cimitero? Assolutamente. Cioè, prima di tutto mettere a posto un po' quel prato incolto che c'è là vicino, c'è una vite, mi sembra, abbandonata con l'erba veramente alta, così sono entrata per vedere se trovavo almeno la borsa per recuperare qualcosa, ma e poi non ci sono le telecamere, non c'è niente. 12:56, la nostra telespettatrice, insomma, che denuncia questa situazione certamente da rivedere sotto il profilo della sicurezza, un furto nel parcheggio del cimitero di Angarano, siamo a Bassano, e certamente, insomma, vedremo di seguire ancora questa vicenda che non finisca qui, ecco, mettiamola, avere delle risposte anche dall'amministrazione. Per quanto riguarda la terza dose, abbiamo detto che in Veneto il 4% circa l'ha già ricevuta, e c'è anche il ministro Speranza che dice che 3 milioni di persone hanno avuto già la terza dose, e questo è sicuramente un numero importante. Ci sono l'86,8% di vaccinati con la prima dose, 86,8%, e oltre l'84% con 2 dosi, oltre a 3 milioni che hanno avuto la terza dose, quindi insomma numeri sui quali bisogna insistere, dice il ministro. Abbiamo avuto circa 130.000 richiami al giorno, il futuro passa da qui, passa da queste vaccinazioni, dalle terze dosi, e perché no, anche da chi deve fare ancora la prima e la seconda, perché c'è sempre tempo per farlo e quindi per ricorrere ai vaccini. Torniamo a Padova, dove avrete sentito in questi mesi ed anni, anche se non siete padovani, parlare del parcheggio della Prandina, insomma un'area enorme proprio a ridosso delle mura di Padova, quindi pieno centro storico, un'area immensa, dismessa, dove insomma ci sono in piedi tanti progetti per il futuro. Nel frattempo era stato allestito un parcheggio non grande, insomma con qualche centinaia di posti auto, che da oggi, anzi da ieri, è diventato a pagamento. Quindi dopo più di un anno l'obiettivo del comune è creare più rotazione dei posti, perché altrimenti c'era chi la lasciava lì tutto il giorno, magari anche residenti o lavoratori che non davano la possibilità ad altre persone di usufruire di quello spazio. Vediamo un po' com'è andata dopo queste prime ore di parcheggio a pagamento. Sentiamo Guido Barbato. Anche le cose belle hanno una fine. Basta posteggio gratuito di giorno, da questo lunedì, al parcheggio all'ex caserma Prandina in via Orsini. Sarà possibile posteggiare gratis solo dalle 20 alle 24 e tutta la domenica. Un esperimento di un anno a pagamento per provare a scoraggiare chi, in virtù della gratuità, lasciava l'auto ferma per giorni e a favorire la rotazione dei posti. La tariffa è di 1,40 euro l'ora. Quello che vogliamo fare è in questo anno vedere qual è l'effettiva domanda di sosta, ma anche iniziare una progettualità che vede sicuramente anche un ampliamento del parco, perché l'area è molto grande e lo permette. I 230 posti auto della Prandina erano gratuiti dal giugno 2021. La tariffa oraria attiva dal 15 novembre, 1,40 euro, è più bassa di quelle degli stalli di Corso Milano, dove varia da 1,70 euro a 2 euro l'ora. Sicuramente non è una gran bella cosa, perché gratuitamente è sempre meglio che non a pagamento normale questo, però. Lasciare il parcheggio gratuito in realtà non è un servizio, perché infatti non si trovava mai posto, e vediamo come andrà nel prossimo anno.
Per un anno quindi il Comune non metterà mano al complesso dell'area sulla quale da tempo si parla di una riqualificazione che comprende il posteggio e anche il parco cavalleggeri. Ecco le novità, dunque avete sentito com'è andata la gente e le spiegazioni dell'amministrazione. Sono le 13 in punto, vi mostro nuovamente la tabella di azienda zero, la tabella dei contagi, eccola qui, abbiamo parlato di contagi in rialzo. Nelle ultime 24 ore, cioè fino alle 8 di questa mattina, nelle 24 ore precedenti, quindi in pratica insomma tutta la giornata di ieri e la notte scorsa, abbiamo rilevato, insomma, sono stati rilevati in Veneto 1278 nuovi casi positivi al Covid. Per un totale in questo momento, e questo è un dato insomma purtroppo anche questo abbastanza preoccupante, di ben quasi 17.000 persone attualmente contagiate, attualmente positive. Per i ricoveri invece, eccoli qui, i dati sono 4 ricoveri in più in area non critica, 1 ricovero in più in terapia intensiva e 4 decessi. Insomma sono numeri per fortuna in rialzo leggero, però comunque la tendenza è costante, è quello che importa, che si continui a salire senza pause. Una vicenda che ha dell'incredibile ieri a Venezia, insomma a Venezia per modo di dire, perché in realtà parliamo dell'A4 da Mestre a Dolo, quindi un tratto che poi interessa tutti i cittadini, almeno veneti, se non anche chi magari si trovava a passare di là venendo da altre regioni. Una persona, un anziano automobilista vicentino, ha percorso ben 12 chilometri di autostrada contromano, pensate, ci racconta Anna Maria Parisi cosa è successo. Attenzione, pericolo, auto contromano in carreggiata e la scritta comparsa nel tabellone luminoso nella notte appena trascorsa lungo l'autostrada A4 nel tratto tra l'A57 a Mestre e Arino Est in direzione Trieste. L'automobilista, un pensionato vicentino, ha percorso contromano quasi 12 chilometri d'autostrada. Fortunatamente non si è verificato nessun incidente grazie alla safety car, il pronto intervento degli ausiliari della viabilità di concessione autostradale venete e della polizia stradale, con l'immediata attivazione appunto delle procedure d'emergenza previste per questi casi. L'episodio si è verificato intorno alla mezzanotte di ieri sera, quando, avvisati gli automobilisti in transito del rischio di collisione, uno di loro in particolare ha intercettato l'auto contromano del pensionato, affiancandola dalla carreggiata opposta e segnalando l'errore al conducente, il quale poco dopo ha abbandonato la carreggiata entrando nell'area di servizio di Rino Est, appunto, dove è stato raggiunto dagli agenti della polizia stradale che hanno scortato l'anziano automobilista trovandolo in stato confusionale. Volevo arrivare soltanto fino a Vicenza, avrebbe detto agli agenti, senza accorgersi però di aver guidato per tutto il tempo in contromano. Una vicenda, dicevo, incredibile, per fortuna insomma non è successo nulla di drammatico tipo incidenti o cose del genere, ma insomma anche l'abilità, la bravura delle forze dell'ordine e anche di chi insomma gestisce i tratti autostradali che hanno saputo evitare il peggio. E andiamo adesso, stavo vedendo se ci sono notizie dell'ultimo momento, direi di no, notizie proprio recenti no, però la cronaca ci porta comunque ad una vicenda che è stata drammatica e che è avvenuta a Mogliano, dove c'è stata una rapina in una villa di Marocco, dove un imprenditore, la moglie e la figlia sono stati in ostaggio di rapinatori armati. Sono i carabinieri che stanno indagando, vediamo cosa è successo. Non c'è pace. Buongiorno. Piove sul bagnato. Accoglie i cronisti con queste parole Giancarlo Miotto, imprenditore di 79 anni del settore petroli, già alle prese con il rischio di fallimento della sua storica azienda di Marghera. Ieri sera, insieme alla moglie, alla figlia e a 2 collaboratrici domestiche, è rimasto in balia di 4 rapinatori nella sua villa lungo il Terraglio, a Marocco di Mogliano. Sono entrati alle 19:30, rompendo con piedi di porco, con un calcio, la porta finestra solida della cucina. E mia moglie era in cucina, l'hanno presa, l'hanno costretta ad andare su e aprire la cassaforte in camera, minacciandola in modo molto preciso e determinato. E hanno alzato le pistole, tutti e 2, quelli dietro, dicendo: siamo armati, non faccia stupidaggini
obbedisca, perché altrimenti spariamo. Hanno portato via tutto quello che c'era nella cassaforte piccola in camera e poi, minacciando successivamente, si sono fatti aprire anche la cassaforte più grande che è nel cavò, al piano terra. Difficile quantificare il bottino, l'inventario dice deve essere ancora stilato, si parla di denaro e gioielli per diverse decine di migliaia di euro. 2 i banditi armati di pistola, tutti e 4 erano parzialmente travisati e parlavano un buon italiano, ma erano stranieri, dice Miotto, forse albanesi. Hanno sottratto anche delle borse griffate che hanno però abbandonato in giardino, disturbati forse dall'arrivo del custode che a quell'ora libera i cani e dall'allarme del cavù. Lunghi minuti di paura per l'imprenditore e la sua famiglia che già nel 2015 avevano subito un'irruzione in casa. È un problema serio per tutti sto qua. Aver gente che entra violenta, che minaccia, che cose pesanti, capito? O mi apri o sequestro la bambina, cosa farebbe lei? Da subito abbiamo ovviamente sentito le vittime e svolto le prime attività, quindi i primi sopralluoghi, la prima raccolta di informazioni utili su questo grave episodio. Indagini a tutto campo e con tutti gli strumenti a disposizione, quelle avviate dai militari della compagnia di Treviso e del nucleo investigativo per intercettare la banda che potrebbe essere composta anche da altri elementi. È plausibile che i malfattori che si sono introdotti nell'abitazione potessero contare poi su uno o più complici all'esterno proprio per allontanarsi poi rapidamente dai luoghi senza essere intercettati. Ed è anche su questo che stiamo investigando già da ieri sera senza soluzione di continuità. Che dire, buon lavoro al colonnello Turrini, ai carabinieri di Treviso, speriamo anche in questo caso, anche se ovviamente non si riporteranno indietro i soldi, il bottino eccetera, probabilmente, insomma questa è una mia interpretazione, però in questi casi magari è difficile recuperare il bottino, però insomma almeno individuare i responsabili, questo sarebbe certamente importante. Confidiamo nella professionalità dei militari, dei carabinieri trevigiani. Ci fermiamo per un attimo, ancora l'ultima pausa, poi tutto d'un fiato fino alle 13:30, ancora servizi, andremo a Venezia, insomma non mancano le notizie da qui alle 13:30. (13:10), ancora 20 minuti insieme a voi. Prima di augurarvi buon pranzo, abbiamo ancora molto da dirci. Sono arrivati dei numeri interessanti per quello che riguarda i parti, cioè i nuovi nati in Veneto, e sono stati nel 2020 362 quelli definiti veri preterm, insomma è un termine inglese, veri preterm significa nati prima della 32esima settimana di gestazione. Sono meno rispetto agli anni precedenti, questa è una cosa positiva, vuol dire che c'è più attenzione e anche sono seguite meglio evidentemente le madri. Domani è la giornata dedicata alla prematurità, cioè appunto quei neonati chiamati bambino piuma che stanno nel palmo della mano del personale delle terapie intensive neonatali. Il dato insomma fa capire quanto nella regione Veneto ci sia attenzione al momento della nascita. Ci sono 4 centri principali in Veneto di terapia intensiva neonatale a Padova, Vicenza, Verona e Treviso, dove vanno a partorire le mamme che sono in qualche modo a rischio, e poi altri centri prenascita per patologie minori. La percentuale la percentuale di bambini che nascono al di fuori di questi centri è del 10%, ma quella non si può eliminare a quanto pare. Insomma, direi che ancora un altro dato positivo per la sanità del Veneto. Sanità in prima linea con la pandemia, ovviamente lo sappiamo. Il presidente dell'AIFA, che è l'autorità sul farmaco, è Giorgio Palù, docente universitario padovano, che ieri ha fatto un po' un'analisi sulle vaccinazioni e sulle terze dosi. L'ha fatto ieri durante l'incontro con il governatore Zaia, insomma va bene e ci fa bene sentire il riassunto. L'EMA, che ho sentito stamattina, prenderà la decisione il 29 di novembre. Una decisione arriverà
e noi seguiremo quello che ci indica l'EMA. A fine novembre, dunque, EMA si pronuncerà sull'immunizzazione per i bambini sotto i 12 anni. Al momento la fascia di popolazione esclusa dalla campagna vaccinale sono i più piccoli in questa fase ad essere maggiormente colpiti dall'infezione, situazione diversa rispetto a quella di 12 mesi fa. I bambini non si infettavano per niente, né con la alfa, tantomeno con Wuhan. Trasmettevano pochissimo, non si ammalavano e non morivano. Con Delta la cosa è diversa. Variante Delta fino a 10 volte più contagiosa rispetto alla Alfa, con un'incubazione di soli 2 giorni. Mutazione ora dominante in tutto il mondo. In Italia rappresenta il 99,7% dei casi. Questo virus si sta adattando, c'è poco da dire. Quindi sta adattandosi grazie ai vaccini per diventare endemico. Se circolasse ancora il virus di Wuhan avremmo una protezione dall'infezione del 95%, dell'85% se ci fosse Alfa, ma lo scenario è cambiato con la Delta, spiega Palù, che presentando i dati raccolti in altri stati, in primis in Israele, ribadisce come sia stata dimostrata con il passare dei mesi la diminuzione della protezione dall'infezione del vaccino, ma c'è un altro aspetto che non va ignorato. Abbiamo un vaccino che, disegnato su un virus che circolava 2 anni e mezzo fa, ha ancora la capacità di proteggerci nel 90% dell'evento grave. E parlare di immunità di gruppo o di gregge, in questo senso, non ha più significato. Sulla terza dose, il presidente di AIFA spiega che non siamo di fronte a nulla di nuovo, parlando di vaccinologia come scienza. Tutti i vaccini hanno una terza dose. E normalmente si fa dopo 6 mesi dalla seconda e si chiama booster. Dopo la terza dose noi abbiamo un'esplosione di 10 volte della risposta sia umorale che cellulare. Io sono convinto che questo booster dose perlomeno per 1 anno dovrebbe, se non di più, tenerci buoni. Sempre molto chiaro il professor Palù, la sua analisi scientifica, ma anche un linguaggio, insomma, tutto sommato alla portata di tutti. Ecco, a proposito di terza dose, siamo andati a sentire anche però cosa ne pensano i cittadini, in particolare la nostra collega Luisa Bertini ha chiesto a Vicenza, ai vicentini che si dicono per la maggior parte pronti a farla e addirittura pensano che potrebbe essere utile adottare il modello austriaco con il lockdown per i non vaccinati. Io sto aspettando che scadano i 6 mesi e poi farò la terza dose, non ho nessun problema, anche se dovesse ripetersi, esattamente, speriamo di no, ma diventerà un vaccino come quello antinfluenzale nella necessità, speriamo che non ci sia questa necessità. E va estesa a tutti. Anche ai bambini secondo lei? Sì, perché no? Si deve, sarà come dopo il vaccino, quello antinfluenzale che si ripeterà ogni anno. E quindi basta solo abituarsi? Sì, esatto, per forza. Io lo renderei obbligatorio per tutti, perché siamo in una società e non vedo perché io devo limitarmi a fare determinate cose, perché c'è gente che non vuole vaccinarsi. In Africa e in altri paesi protestano e fanno perché non hanno il vaccino gratuito. Noi che abbiamo il vaccino gratuito, che abbiamo la possibilità di farlo, non vogliamo farlo per questioni ideologiche. Per me è un'assurdità. E se gli esperti valutano che sia necessaria la terza dose, si fa la terza dose. C'è un po' di stanchezza a riguardo o no? Ma dipende da uno come la prende, dipende un attimino da uno quanto si documenta e dove si documenta, a livello proprio di leggere le notizie piuttosto che ascoltare. È giusto fare come fanno in altri paesi, quindi un lockdown per i non vaccinati? Certamente, i non vaccinati per scelta si sono messi da parte. Secondo lei sarebbe opportuno fare un lockdown per i non vaccinati? Sì. E perché? Perché almeno risolviamo un po' il problema e poi questi non vaccinati devono anche capire che mettono in pericolo la vita di tanti altri e continuano a far circolare il virus. 13:17, mi vedete così perché guardo sempre l'ora prima di ripartire per cercare di essere utile per quel poco che posso, dandovi almeno l'orario, perché tutto il resto ci pensano i nostri colleghi.
con i loro servizi dalle varie redazioni, con i collegamenti, anzi tra poco ci colleghiamo con Venezia, andiamo a parlare di cronaca con Ilaria Marchiori. Prima torniamo a Trieste, i nostri colleghi di Tele4 hanno fatto il punto della situazione sulle perquisizioni che le forze dell'ordine hanno fatto in tutta Italia. C'è anche un triestino tra queste 17 persone che sono coinvolte in questa indagine. Vediamo. Evocavano fucilazioni e impiccagioni di medici, giornalisti, poliziotti e di persone vaccinate. C'è anche un triestino tra i 17 perquisiti nella vasta operazione della polizia in 16 città italiane, tra i più radicali iscritti al canale Telegram Novax Basta Dittatura. Nei loro confronti sono ipotizzati a vario titolo i reati di istigazione a delinquere con l'aggravante del ricorso a strumenti telematici e istigazione a disobbedire le leggi. Spingevano tra l'altro all'utilizzo delle armi e a compiere atti gravi illeciti contro le più alte cariche istituzionali, tra cui il Presidente del Consiglio Draghi. Ma nel mirino c'erano anche le forze dell'ordine, i medici, gli scienziati, i giornalisti e altri personaggi pubblici accusati di asservimento e collaborazionismo con la dittatura in atto. Frequenti erano i riferimenti espliciti a impiccagioni, fucilazioni, gambizzazioni. Nei messaggi si alludeva anche a una nuova marcia su Roma. Presa costantemente di mira, con pesanti insulti, anche tutta quella parte di popolazione che, vaccinandosi e osservando le regole di protezione personale, ha accettato di rendersi schiava dello Stato. Tra gli indagati ci sono persone già note alle forze dell'ordine. Alcune hanno precedenti per resistenza pubblico ufficiale, rapina, estorsione e in materia di stupefacenti. Non mancano però anche gli incensurati che online si sono avvicinati alle posizioni Novax. Tra gli identificati anche persone che in passato avevano promosso blocchi autostradali e ferroviari e partecipato a disordini di piazza. Il canale social Basta Dittatura è uno degli spazi web di maggiore riferimento della galassia dei negazionisti del Covid ed era già stato oggetto di provvedimento giudiziario di sequestro, nonché della decisione di chiusura da parte della stessa società in considerazione della gravità dei contenuti pubblicati. L'operazione è scattata a seguito delle indagini svolte dalla Polizia Postale e dalla Digos di Torino per diverse settimane sotto la direzione dei magistrati specializzati della Procura di Torino, gruppo terrorismo ed eversione. Eccoci tornati con voi, abbiamo parlato molto di dati sul Covid, dell'aumento dei casi di positivi, specialmente in Veneto. Questa sera manifestazione, corteo a Padova, che è stato consentito dalla Questura, un corteo in movimento perché ci ha spiegato bene Valentina Visentin, non tocca le zone considerate proibite dalla Questura. Intanto c'è stata una manifestazione sabato imponente con migliaia di partecipanti e la Questura è pronta a denunciare chi non aveva la mascherina. Sentiamo. I no pass potrebbero tornare a manifestare in corteo dopo la manifestazione statica di sabato al Parco Europa a Padova, che ha radunato circa 3.000 persone, tutte senza mascherina. Pare che possa esserci un corteo per le strade della città martedì sera. La conferma di un possibile raduno, ovviamente all'esterno delle aree vietate dal COSP, arriva anche dal questore di Padova. Rispetto a un corteo che si possa fare di sera in strade non interdette, io non sono contrario, cioè bisogna chiarire che non abbiamo vietato i cortei tout court, ma i cortei di pomeriggio nel centro storico, quelli sì. Nel frattempo potrebbero arrivare le prime multe per i manifestanti di sabato senza mascherina. La Questura è al lavoro per identificare i partecipanti che non hanno rispettato l'ordinanza che imponeva l'uso del dispositivo di protezione personale in caso di assembramento. I servizi della polizia scientifica consentiranno l'identificazione, di queste persone, laddove vi siano identificazioni certe, quindi saranno sanzionati, Qui è in gioco la salute pubblica. Sabato per la prima volta da 19 settimane le strade del centro di Padova non sono state occupate dai manifestanti, ma vissute dai cittadini, e non ci sono stati disordini dopo il divieto della Questura al corteo di auto. Come ho già detto, penso che si possa essere soddisfatti, anche se a metà, ma si può essere soddisfatti per come è andata, per come i promotori hanno reagito rispetto a un divieto, che è un provvedimento importante, pesante, l'hanno rispettato senza dar luogo a nessun tipo di reazione esasperata o addirittura violenta. È vero che le mascherine non sono state indossate dalla stragrande maggioranza dei manifestanti ed è un problema che dobbiamo affrontare da subito con le sanzioni che adotteremo, come dicevo, e anche per il futuro
per adottare tutti gli strumenti perché le regole vengano rispettate. Eccoci tornati, adesso usciamo subito dallo studio, ve l'avevo promesso. Prima vi dico che il ministro Gelmini ha dichiarato che al momento la validità del Green Pass resta di 12 mesi, ma il governo sta tenendo d'occhio con grande attenzione l'andamento dei contagi, potrebbe essere quindi accorciata la durata del Green Pass, ne stanno parlando, però al momento resta di 12 mesi, potrebbe scendere a 9 o addirittura a 6, si era detto. Vabbè, staremo un po' a vedere quello che succede. Andiamo subito allora a Venezia, Mestre, andiamo dov'è Ilaria Marchiori, ecco, ce lo dice lei e soprattutto ci facciamo raccontare un po' di cronaca da Ilaria. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Federico, buongiorno ai nostri telespettatori. A Marghera, ecco, così chiariamo subito, ci troviamo a Marghera. Siamo proprio appena rientrati in redazione nella nostra sede qui di Marghera. A proposito di contagi, sentivo stavi parlando proprio poco fa delle dichiarazioni del ministro Gelmini di Green Pass, validità, contagi, quello che è. Da qui arriva una notizia, o meglio nello specifico da Mira, perché è stato riscontrato un focolaio in una scuola primaria di un istituto di Mira. Tutto sarebbe partito dalla positività di un insegnante, dopodiché era stata già messa in quarantena la classe e successivamente con tutte le precauzioni del caso si sono poi registrati altri 10 casi di positività tra gli alunni di questa prima classe testata. Leggo anche i numeri proprio per non rischiare di sbagliare o di omettere. Nei giorni successivi poi gli accertamenti hanno anche individuato un'ulteriore positività di altre 3 persone in una seconda classe che è stata testata, 2 casi di positività in una terza classe che è stata sottoposta a tampone e 2 casi di positività, una delle quali però è in attesa di conferma del test molecolare, nella quarta classe testata. Una quinta classe invece testata anch'essa risulta attualmente libera da casi di positività, quindi su 5 classi in 4 sono stati riscontrati dei casi di positività. Naturalmente l'azienda sanitaria veneziana Lustre Serenissima sta monitorando attentamente la situazione, in particolare lo sta facendo il servizio di igiene e sanità pubblica che ha messo in atto ovviamente progressivamente secondo tutte le istruzioni ministeriali tutte le azioni di contenimento e prevenzione. E dunque, tanto per capirci, sono 25 i casi di positività fin qui rilevati, mentre attualmente sono 64 i contatti scolastici in quarantena. Gli alunni coinvolti, è importante dirlo, sono per la maggior parte asintomatici, i pochi pauci sintomatici, ovvero quelli che hanno qualche sintomo, presentano una sintomatologia blanda, ovvero un'algia addominale, del vomito, del raffreddore, comunque non sintomi gravi, sintomi che appunto possono al momento richiedere di poter stare a casa. Grazie Ilaria, in molto quarantena chiara. rispettando ovviamente tutte le disposizioni in atto. Qualche altra, grazie, molto chiaro, numeri che aiutano comunque anche a capire meglio, insomma, a inquadrare questo fenomeno che comunque insomma, non va trascurato. Qualche da Marghera, o meglio, insomma, anche da Venezia, per carità, ti facciamo anche eventualmente uscire dalla redazione, qualche altra notizia che arriva dalle vostre parti oggi. Sì, c'è qualche altra notizia, ci spostiamo non di poco perché andiamo in Veneto orientale, più precisamente a Fossalta di Portogruaro, dove questa mattina intorno alle 7:45 c'è stato un incidente sul lavoro in un'azienda, l'azienda Zignago, fondamentalmente una dinamica che non è ancora molto chiara, in realtà sembra si tratti di un effetto domino che ha colpito un lavoratore. Alla base di questo incidente infatti una trave molto pesante sarebbe caduta
su un muretto che a sua volta è crollato su un operaio che stava lavorando, un operaio di 45 anni che sarebbe rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per mettere l'area in sicurezza, mentre i sanitari del SUEM 118 hanno preso il ferito e l'hanno trasportato all'ospedale con l'ambulanza. Lui lamentava forti dolori alla schiena, l'hanno comunque stabilizzato e è lì trasportato all'ospedale dell'Angelo a Mestre per un probabile trauma toracico e vertebrale. Al momento i medici escludono comunque la presenza di emorragie interne, dunque per ora ci saranno tutti gli accertamenti del caso. Speriamo che questo operaio si possa comunque riprendere al più presto. Sono anche ovviamente in corso tutti gli accertamenti da parte degli uomini dello Spisal, mentre i carabinieri si stanno occupando di tutte le operazioni di sicurezza. Ecco, queste insomma le notizie principali che arrivano oggi dal veneziano. Carne al fuoco però ce n'è sempre tantissima e proprio per questo invito i nostri telespettatori a seguire sempre i nostri telegiornali e la nostra informazione. Se non ci sono altre domande, Federico, io restituisco la linea allo studio e saluto i nostri telespettatori. E vai a lavorare, questo sembra un po' il richiamo, mi pare giusto. Siamo pronti allora per vedere questa sera. Infatti. Saluta ovviamente tutti i colleghi della redazione, grazie per questo collegamento, grazie per averci un po' aggiornato. Buon lavoro Ilaria Marchiori e alla redazione di Venezia. Ciao. A voi, grazie. Ciao, grazie a voi naturalmente. E prima di salutarci abbiamo, ancora forse il tempo di vedere velocemente un altro servizio che viene da Bassano, che riguarda l'albero di Natale, perché insomma un po' di polemiche, un po' che sono iniziati comunque i lavori per allestire l'albero di Natale a Bassano, un punto della situazione per una vicenda insomma, che comunque è anche un modo per proiettarci al prossimo Natale che si avvicina. Sentiamo un po'. Auspichiamo che questo abete venga sostituito, serve un piano per il verde urbano. Così le parole della lista civica Bassano per tutti sull'albero di Natale che, appena installato in Piazza Libertà, non ha atteso ad alimentare le discordie in tema di preservazione del verde pubblico. In passato l'albero proveniva dall'altopiano di Asiago, omaggiato alla città di Bassano dal comune di Enego, ma quest'anno invece si cambia e l'albero viene direttamente abbattuto e rimosso dal parco di Rondobrenta, quindi un albero nostrano, tutto bassanese. Dopo una sfilata per le vie della città mandando completamente in tilt il traffico, come si vede dalle immagini, l'albero è approdato in piazza, attendendo l'ultimazione degli addobbi previsti per questo weekend. I cittadini si chiedono pertanto se fosse necessario abbatterlo o se per l'ennesima volta sia stata una mancanza di pianificazione e comunicazione da parte dell'amministrazione comunale ai cittadini. Non ci resta che augurarci un buon Natale a chilometri zero. Grazie Erinda per il suo servizio, Erinda Chitesa. Poi come siamo stati puntuali all'inizio, alle 12 in punto abbiamo iniziato Focus, così puntuali ci fermiamo alle 13:30, un'ora e mezzo che spero sia passata veloce, con tante notizie, collegamenti come sempre. L'appuntamento è con tutti i nostri programmi del pomeriggio e poi con i nostri telegiornali. Tardo pomeriggio inizierà la fascia informativa e quindi io vi ringrazio tantissimo per averci seguito, vi auguro buon pranzo naturalmente e poi anche buon pomeriggio.